pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trentino, grazie per essere ancora qua. Allora, cominciamo subito con il dossier Catania, che è già sul tavolo della Premier Meloni. Che cosa si aspetta dal governo, sindaco? Allora, ho portato questo, l'ho chiamato dossier, in cui oltre a discutere di alcuni problemi, alcune criticità della città, ho anche proposto alle soluzioni. E il Presidente Meloni mi ha detto che si farà di tutto per cercare di venirci incontro, ma per far comprendere quale sia stata la prontezza dell'intervento abbiamo avuto questo incontro alle 15:30, esattamente alle 13:25 mi ha chiamato poco fa il Ministro Piantedosi dicendo che aveva ricevuto richiesta dal Presidente Meloni per la questione militari, chiedeva qualche notizia in più, rappresentandomi i problemi che già immaginavo ci fossero, cioè a dire che noi abbiamo contingenti limitati per numero di forze, pertanto adesso deve verificare qual genere di risorse può eventualmente inviarci. Mi ha chiesto di conoscere quali fossero i problemi, gli ho detto che a noi basterebbero anche non più di 3-4 fuoristrada con i militari che si alternano alla guida in alcune aree ben circoscritte che eventualmente delimiteremo assieme al prefetto. Ho già anticipato al Ministro Piantedosi che oggi pomeriggio partirà la lettera per il signor prefetto, che ho già comunicato al signor prefetto gli avrei mandato, affinché poi il prefetto la destini al Ministero degli Interni seguendo. Quindi questa telefonata di Piantedosi di adesso, di poche minuti? Sì, alle 13:25. Ma questa è una notizia fresca per noi. No, perché cercano di... per carità gli sta a cuore tutta l'Italia. Devo dire che il Presidente Meloni, che tutti sanno perché leggono dai giornali quanto si è impegnata, ha dato subito disponibilità a incontrarmi, comprendendo che per alcune cose era necessario che parlassi con lei. Ovviamente abbiamo parlato di problemi infrastrutturali del nodo Catania, abbiamo parlato di problemi decoro, ho chiesto alcune riforme normative che in parte avevo già annunciato anche qui a Telecolor in occasione di precedenti edizioni, come a dire un inasprimento della pena per i parcheggiatori abusivi, nello stesso tempo la possibilità di disporre fermo amministrativo dei mezzi impiegati per l'abbandono dei rifiuti. Allo stesso modo ho chiesto che si proceda con la sospensione del reddito di inclusione sia per chi esercita l'attività di parcheggiatore abusivo che per chi abbandona i rifiuti. Naturalmente sono tutti temi molto scottanti che adesso il Presidente del Consiglio dovrà sottoporre eventualmente al resto delle forze governative e verificare se possono trasformarsi in riforme normative. Bene, intanto nel frattempo in mattinata avete tenuto un'importante riunione di giunta. Che cosa avete deciso? Abbiamo terminato poco prima che mi chiamasse il Ministro Piantedosi, abbiamo deliberato sulle attività di intervento per il FUA che riguardano il Comune di Catania, perché il FUA è una linea di finanziamento che riguarda più comuni del catanese, per le quali Catania comunque è comune capofila, in particolare la direzione delle politiche comunitarie è ente accentratore che poi provvederà alla trasmissione dei singoli dossier, e questa mattina abbiamo approvato, diremmo se utilizzassimo un termine pirotecnico da fuoco d'artificio, una moschetteria, perché noi abbiamo approvato questa mattina l'approvazione di alcuni DIP, che significano documenti di indirizzo alla programmazione, che sono propedeutici alla trasformazione poi in progetti esecutivi, ma che già in pratica sarebbero finanziati. E lì c'è una sfilza di roba, vedo. Assolutamente, stiamo parlando di Largo Bordighera, l'avevamo detto la settimana scorsa, tutta la parte sciarosa, la seconda parte poi con altra linea di finanziamento faremo quella già esistente. La rete ciclabile di collegamento tra la stazione ferroviaria Europa, stazione centrale, stazione della metropolitana Borgo Italia, quindi rifare Viale Africa, tanto per capirci, unire l'attuale pista ciclabile del lungomare al resto delle stazioni e alle poli universitari. C'è l'efficientamento energetico della Campanella Sturzo, una scuola a Librino, la realizzazione di strade scolastiche, questo ci teneva molto perché alcuni dirigenti scolastici ce l'avevano chiesto, e ci riferiamo in particolare alla Dante Alighieri, alla Pizzigoni e alla Cavour. Per quanto riguarda poi il miglioramento sismico ci riferiamo alla scuola comunale Via del Lorenzo, c'è poi il potenziamento dell'accessibilità pedonale alla stazione Cibali, perché tutti quelli che scendono alla stazione Cibali e per esempio vogliono andare allo stadio devono camminare su una strada priva di marciapiedi, passare la linea ferrata. Invece abbiamo noi realizzato un progetto con cui prevediamo un camminamento agevolato. Previa espropriazione di un'area, e quindi anche questo un gran bel intervento, oltre ovviamente una serie di elementi di corredo a verde. Non finisce
mai, si prende tutta la puntata, sindaco. Riqualificazione dell'ex convento dei Padri Crociferi e allestimento di nuovo polo museale, questo è un grande problema del passato quando si parlava di museo egizio, tutta una serie di errori progettuali, finalmente abbiamo azzerato tutto, ripartiamo da zero piuttosto che andare a inseguire l'impossibile. La riqualificazione del monastero Santa Chiara, il potenziamento dell'accessibilità pedonale alla stazione Milo, anche questo è molto importante, che prevede una serie di sottopassi, riqualificazione, realizzazione di maggiore aree di sosta. Vado veloce perché una cosa che piace tanto, perché più persone ce l'hanno chiesto, la realizzazione della pista ciclabile sull'area di sedime della vecchia Circum Eternea, che dalla stazione Borgo arriverà in concertazione con analoghi progetti che faranno i comuni di Misselbianco e di Paternò, arriverà fino a Piano Tavola, Misselbianco, Belpasso e Paternò. Una cosa che a me piace tantissimo, la realizzazione di un sede stradale a un unico livello in via Garibaldi e via Oteri e piazza Mazzini, le parti pedonalizzate, elimineremo il dislivello, non ci saranno più marciapiedi, ma sarà tutto su un unico piano. Insomma, qualcosa... Avete lavorato sodo. Mamma mia, devo dire che alle politiche comunitarie hanno fatto un lavoro mostruoso, Sergio Parisi, l'assessore in particolare, un'attività di coordinamento veramente infaticabile, ma nello stesso tempo io credo che mai in passato in una sola giunta negli ultimi almeno 40 anni siano stati approvati così tanti progetti che non sono annunci, perché la gente credo che abbia oramai imparato a conoscermi e sa che non mi piacciono gli annunci. Queste sono le premesse per cose concrete, operative, che presto ma le posso chiedere perché tutta questa velocità concentrata in una seduta? Perché comunque abbiamo una tempistica da rispettare, ecco. Anche perché adesso arriveranno gli atti progetti degli altri comuni e la direzione politiche comunitarie, come dicevo, dovrà coordinare tutti gli interventi. Quindi se non sono pronti si fa tardi. È naturale. Invece sempre in mattinata è stata effettuata un'operazione importante della Polizia di Stato tra Corso Sicilia e Piazza della Repubblica, un blitz come l'abbiamo definito, si è concentrato nella cosiddetta voragine, sono stati identificati una decina di extracomunitari, vediamo il servizio e poi commentiamo. Saprà chi l'avrà realizzato? No? Tonino De Mana. Tonino De Mana. Un blitz in piena regola per restituire decoro e sicurezza tra le vie Sturzo, Piazza della Repubblica e Corso Sicilia. Lo ha effettuato la Polizia di Catania che agli ordini del questore Bellassai ha portato a termine una vasta operazione nella cosiddetta voragine. Portati in caserma e identificati una decina di extracomunitari che bivaccavano nelle fosse per poi esercitare l'attività di parcheggiatori abusivi. Dopo i nostri servizi denuncia, l'area del parcheggio a pagamento è stata finalmente liberata ed una presenza costante delle forze dell'ordine fa tirare un sospiro di sollievo ai residenti. Ma speriamo per sempre che non sia un'operazione spot dovuta all'attenzione mediatica che avete svolto in modo eccellente e di questo vi ringrazio. L'impegno del sindaco che devo dire in una settimana è venuto 3 volte di persona. Questa operazione vi conforta, vi dà speranza oppure no? Ci conforta e ci dà speranza. Nel parcheggio di Corso Sicilia, monitorato anche dalle nostre telecamere per giorni, si respira un'aria nuova e soprattutto sono stati quasi azzerati i danneggiamenti alle auto. E adesso c'è la polizia, si sente confortata? Un pochino, ma non del tutto. Bisogna aspettare e avere più tempo. Già vedere la macchina della polizia mi sento molto più tranquilla. Soddisfatto Pietro Ivan Maravigna, portavoce del Comitato dei Residenti Corso Sicilia, che si congratula con il questore per l'operazione condotta nella voragine che rappresenta, si legge in una nota, un segnale forte e tangibile dell'attenzione dello Stato. Apprezziamo l'interesse mostrato dall'attuale sindacatura Trantino per il recupero di Corso Sicilia e delle aree limitrofe, ha detto, con progetti di riqualificazione urbana che mirano a restituire decoro e funzionalità. E in questo contesto che l'intervento sulla voragine assume un'importanza cruciale. Intanto, nell'ambito delle nuove assegnazioni fatte dal Viminale e dopo l'approvazione del decreto sicurezza, sono in arrivo altri 12 poliziotti per garantire maggiore controllo nel territorio catanese. Sindaco. Credo che siano delle risposte molto importanti che sono state date, peraltro era stato concordato questo intervento che è stato compiuto oggi, sono d'accordo, bisogna però far sì che diventi un intervento strutturale. Affinché questo accada dobbiamo innanzitutto capire che cosa succede con questi 10 soggetti che sono stati oggi individuati, bisogna comprendere se sarà possibile seguire il rimpatrio nel caso in cui gli stessi, come certamente credo che sia, fossero irregolari. Nello stesso tempo però dobbiamo anche cercare di trovare una soluzione rispetto a un'area
che comunque diventa una naturale culla di degrado laddove non si interviene. Si tratta di un'area privata. I terreni di Corso dei Martiri. Esatto, però proprio su quest'area e su quella che c'è prospiciente via Ventimiglia noi abbiamo presentato una richiesta di acquisizione al risanamento San Berillo che è in gestione governativa, e quindi adesso i commissari con i quali avevo concordato questa nostra proposta dovranno valutare se la stessa possa essere accolta alle nostre condizioni. Nel caso in cui riuscissimo a ottenere noi quest'area, a quel punto proverremmo immediatamente a trovare le risorse per realizzare quel famoso parcheggio di Piazza della Repubblica che già è esecutivo, quindi potrebbe essere immediatamente inviato in gara. L'unica cosa è che bisogna comprendere se i proprietari del resto delle aree, che formalmente sono ancora i detentori di questo progetto, sono disposti a cedercelo oppure no. Si tratta di una serie di passaggi che, come chiunque mi ascolta può comprendere, non sono di agevole tempi, diciamo. Esatto, ci vuole una processazione certamente non breve, però è una cosa su cui nessuno ci potrà mai rimproverare di averci dormito sopra, nel senso che i tempi che ci vorranno sono i tempi strettamente necessari. Non indugeremo proprio perché abbiamo bisogno di dare delle risposte importanti, perché il degrado di Via Sturzo, il degrado di Corso Sicilia, in parte l'attenueremo con i lavori che già sono partiti su Corso Sicilia, con quelli che sono partiti su Piazza della Repubblica lato nord, ma abbiamo bisogno anche di estendere questa nostra riqualificazione generale, proprio una vera e propria rigenerazione anche un po' più a sud, congiungerci con quegli interventi che stiamo pure compiendo su San Berillo, con quelli che partiranno tra poco alla Civita. Insomma, direttore, io credo che mi possono contestare tutto, ma non che siamo stati fermi. Anche perché sennò noi facciamo ancora altri servizi con Tonino De Mana. A proposito, lei l'ha citato prima, il parcheggio di Piazza Repubblica, a che punto? Il parcheggio di Piazza Repubblica è quello di cui ho parlato, bisogna vedere se ci consentono l'acquisizione. Parliamo del parcheggio di Piazza della Repubblica al lato sud, perché il lato nord invece diventa parco. Ah, ecco. Adesso un servizio su Librino, dove sono stati vandalizzati e bruciati purtroppo gli orti urbani. E c'è anche una situazione apparentemente paradossale, perché poi manca l'acqua da tempo lì e gli ortolani dicono: abbiamo chiesto interventi del comune ma siamo stati abbandonati. Vediamo un pochino. Qui è tutto bruciato, che impressione le fa? Io già l'ho guardato dal balcone, mi faceva un'impressione, tutto fuoco che non finiva mai, è una cosa terribile. Abbiamo chiamato i pompieri purtroppo non possono entrare qua e non sapevano cosa fare, dove entrare. Purtroppo è preso tutto quanto a fuoco e siamo qua. Sono stati il primo ad arrivare qua e non sapendo cosa fare, con rischio di bruciarmi. Ero io e mio figlio. Io penso che sicuramente è stato doloso. Le fiamme hanno distrutto tutto, piante, alberi e fiori, coltivati, curati e fatti crescere dai 72 ortolani che nel quartiere di Librino a Catania da anni hanno realizzato questa oasi di pace. Da tempo però si combatte con gli atti di vandalismo la mancanza d'acqua. Siamo in quest'orto delle donne, ma vedo qui bidoni, perché? Noi abbiamo una città, cioè non è che possiamo sempre tirare l'acqua da casa nostra fino a qua sopra, arriviamo avveliti. Chiedevo al sindaco, al prefetto, che l'anno scorso in agosto abbiamo montato una PEC e non ci avete neanche risposto. Noi siamo buoni, siamo bravi, ma attenzione, riusciremo a fare un po' di casino. E dire che il bando di democrazia partecipata voluta dal Comune di Catania per riqualificare l'area era stato vinto dal quartiere di Librino proprio per rendere più belli gli orti urbani. La priorità è la manutenzione innanzitutto, come in tutto il quartiere, ma soprattutto qui. Dopo 2 anni sono venuti una mezz'oretta, hanno fatto questo sbancamento così, non si capisce perché. Nel frattempo questi anziani ortolani se ne vanno sotto il sole con i loro bidoni d'acqua. Sindaco, che risposte diamo? Allora, gli orti urbani sono certamente una realtà da alimentare, da favorire, è una bellissima iniziativa che peraltro, oltre ad avere un ritorno in termini di produzione, nello stesso tempo tiene impegnate tantissima gente che in questo modo dà più senso alle proprie giornate, quindi massima disponibilità. Non è vero che non abbiamo fatto nulla rispetto alla PEC dell'anno scorso, perché comunque le autobotti sono andate periodicamente a rifornire d'acqua gli orti urbani, perché abbiamo noi un problema con il pozzo, in quanto c'è una pompa a 120 metri sotto il livello stradale che si è rotta. Dovremmo avere la forza innanzitutto economica di tirarla su
aggiustarla e poi di nuovo ripristinarla. Io mi rendo conto che dopo aver parlato prima di tutti quegli interventi che costano decine e decine di milioni di euro, può sembrare strano, ma come qua una cosa che a un certo punto si può risolvere con decine di migliaia di euro. Dico sempre che sono due temi separati. Da un lato c'è la spesa per investimento che noi otteniamo grazie alle risorse comunitarie, dall'altro la spesa corrente che a noi serve per fare manutenzione, quindi verde, strade e in questo caso per esempio aggiustare la pompa per il pozzo, per la quale dobbiamo attingere dalle risorse comunali che sono molto molto deboli e scarse. Però ho chiesto alla direttrice Riguccio, perché mi avevano informato ieri di questa cosa, di compiere il massimo sforzo per riuscire a sistemare questa pompa e quindi ridare l'acqua al pozzo. Ma non c'è modo di fare comunicare questi due canali di finanziamento? È una cosa che noi stiamo chiedendo come ANCI, come sindaci di tutta Italia, alla Comunità Europea, perché i problemi di manutenzione non riguardano Catania, ma riguardano tutte le città d'Italia, anche quelle che stanno meglio economicamente. Però fino a quando Bruxelles non ci autorizza non possiamo farlo. Va bene, ci fermiamo per pochissimo, poi tornerà ancora con noi in diretta il sindaco di Catania Trantino per le vostre domande. 342 74 55 005 come vedete sul lato destro del teleschermo, la mail Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Vi aspettiamo, a dopo. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino. Subito le vostre comunicazioni, una mail che dice: salve, in via Pardo, angolo via Garibaldi e nella ZTL via Garibaldi non si vive più. Risse, musica assordante, mattina a pranzo, la notte, tavolini ovunque, spazzatura accumulata a mucchi, urine e altro. Ovunque, non si possono fare i controlli il sabato e la domenica, soprattutto intorno alle 23 e nelle ore di maggiore caos, diciamo noi. Va bene. Ma guardi, l'attività di contrasto viene compiuta. Innanzitutto vorrei ridimensionare, perché io vado, non dico giornalmente, ma quasi giornalmente a pranzo lì, nella zona di via Pardo. Non esiste musica assolutamente all'ora di pranzo, quindi la musica è un fenomeno eventualmente serale, anzi no, eventualmente è un fenomeno serale. Sarà la sera sicuramente. Sicuramente, tant'è vero che noi stiamo facendo capire ovi limitate da soli, oppure interveniamo con un'ordinanza molto più restrittiva che impedisca l'utilizzo di decibel eccessivi. Per quanto riguarda la spazzatura, ieri a pranzo ho assistito personalmente, c'è oramai un accordo con le ditte, con la ditta che effettua il servizio di raccolta, per cui a una certa ora gli operatori stessi dei ristoranti portano la roba in via Garibaldi perché venga immediatamente immessa sui gasoloni e portata via. Certo è che noi ieri pomeriggio abbiamo avuto una riunione con Gema, con la direzione rifiuti, con l'assessore Pesce e abbiamo discusso dell'assoluta insufficienza del servizio e stiamo cominciando a immaginare, oltre che un regolamento nuovo che modificherà molte cose, per cui i condomini saranno responsabili dei rifiuti lasciati fuori senza carrellati, dei carrellati lasciati fuori, insomma si va verso un nuovo paradigma. Nello stesso tempo, per quanto riguarda le attività, stiamo immaginando che vi siano delle raccolte almeno in alcune aree cittadine a maggior presenza di locali, parliamo del centro storico, della via Pardo e quindi Pescheria, parliamo di via Santa Filomena, un servizio per la raccolta dell'organico 2 volte al giorno, primo pomeriggio e tarda sera, proprio perché dobbiamo noi in qualche modo venirci incontro reciprocamente, dare la possibilità agli operatori di esercitare la loro attività senza avere difficoltà nella conservazione dei rifiuti, nello stesso tempo impedire che vi sia l'abbandono indiscriminato di rifiuti non solo organici ma anche di plastica e vetro a qualunque ora del giorno, perché poi il tutto alimenta la condizione di degrado perché chiunque viene a buttare lì. Ho capito bene, o metterete i carrellati nei condomini? I carrellati già ci sono in molti condomini, comunque li imporremo a tutti quanti i condomini, ogni condominio deve avere il carrellato, perché una delle cose che più irrita è vedere il sacchetto a terra. Perfetto. Perché il sacchetto molte volte si apre, comunque in ogni caso ci può essere una dispersione di liquidi, sporca l'asfalto, richiama gli animali, i randaggi, insomma è una condizione che certamente non può continuare e chiederemo la collaborazione degli
amministratori di condominio, perché a quel punto il condominio, come avviene in tante città italiane, Milano e su tutto, sarà responsabile del conferimento irregolare dinanzi al condominio stesso. Questa è una notizia davvero importante. Adesso vediamo se ci sono i vostri messaggi WhatsApp. Qualcuno è già pronto magari. Via Don Gnocchi, al buio da gennaio. Perché si protrae questo disservizio a San Giovanni Calermo? Ma San Giovanni Calermo è stato oggetto se via Don Gnocchi in questo momento non la sto focalizzando, ma se si tratta comunque di un'area che è al buio dal momento in cui ci fu lo scoppio in via Gualandi, si tratta di un problema derivante dal fatto che fino all'altro ieri l'area è stata sotto sequestro. Sì. Adesso è stata liberata e lì che succede? Così ne approfittiamo e parliamo. Sì, che Catania Rete Gas è responsabile adesso del rifacimento dei lavori e nello stesso tempo del ripristino delle condizioni. Lavorando con Enel deve anche garantire il ripristino dell'energia elettrica. Sono diverse, poche o numerose? No, oramai non ci sono più problemi, se non che dei distacchi determinati non so da quali guasti. Comunque io adesso magari me lo segno in modo che così faccio una telefonata di verifica per via Don Gnocchi appena termina la trasmissione, ma probabilmente deriva appunto dal fatto che finora è stato sotto sequestro, ma verifichiamo subito. Grazie anche per questo, Sindaco. Allora, vediamo un po' ancora. È favorevole alla pedonalizzazione di Corso Sicilia richiesta dai residenti? Allora, questo è interessante. Certo, assolutamente. I catanesi sanno quanto io sia molto sensibile al tema delle pedonalizzazioni. Ovviamente dipende anche, bisogna essere quanto più, non elastici, ma avveduti possibili per comprendere quali possono essere gli effetti alle condizioni di oggi. E allora, nel momento in cui realizzeremo i parcheggi di Piazza della Repubblica e eventualmente anche di via Ventimiglia, allora a quel punto sì, che la pedonalizzazione si può fare. E prima di allora sarà difficile, però già comincio a immaginare una fase intermedia, quantomeno limitata ai fine settimana, per pedonalizzare Piazza Stesicoro. Cioè, se riusciamo noi a creare un sistema viario che impedisca alle macchine di attraversare Piazza Stesicoro, credo che già sia un buon inizio. Ma a lungo termine, realizzando i parcheggi che ho detto, è chiaro che Corso Sicilia, allora non dico Corso Sicilia, ma o Corso Sicilia o via San Giuliano, una delle due certamente potrà essere pedonalizzata o comunque oggetto di area a restrizione, quindi una ZTL. Andiamo avanti con i messaggi. Dopo l'operazione di polizia di oggi in Piazza della Repubblica, ne abbiamo appena parlato, chiederà alla società proprietaria del sito di ripristinare i luoghi eliminando la voragine? Già ho detto, anche perché non sono nelle condizioni di farlo da un punto di vista finanziario. Sono private? Sì, ma ci hanno detto proprio che non hanno risorse, loro devono portare i libri in tribunale, nel senso che sono sulla soglia del fallimento. Per questo credo che la soluzione più opportuna sia quella della cessione delle aree al Comune di Catania, anche perché riempire la voragine ci farebbero un danno, nel senso che quella voragine paradossalmente ci agevola nell'esecuzione dei lavori del parcheggio, altrimenti loro la riempiono e poi se riusciamo a fare il parcheggio dovremmo svuotarla di nuovo, non ha senso. Vediamo ancora altri messaggi, se c'è tempo. Sindaco, il demanio marittimo ha emesso ordinanza di sgombero per il lido di San Giovanni Licuti con termine scaduto il 29 maggio. Quando farete i lavori in danno? Non li dobbiamo fare noi. È il demanio marittimo che deve procedere, noi non abbiamo alcuna competenza sul sedime del demanio marittimo. L'ho detto più volte, abbiamo noi sollecitato il demanio marittimo ad agire, aggiungendo anche l'esecuzione dei lavori in danno, ma non li possiamo compiere noi. Bene, abbiamo ancora un altro messaggio, se c'è. Gentile, non vuole sembrare una giustificazione, se noi andiamo a fare lavori in un'area che non riguarda il Comune di Catania è un danno erariale. Quindi poi la Corte dei Conti chiama me e dice: perché l'hai fatto tu? Perché l'hai fatto? Allora, la spiaggia libera, numero 1, questo è un problema, della Playa, verso in pessime condizioni. È necessario un intervento straordinario di pulizia, specie dell'area prospiciente. Consiglio anche dei contenitori differenziati per il conferimento dei rifiuti. Non so la situazione quale sia, perché ricorderanno i telespettatori che c'è stato un momento in cui pensavamo di rinunciare alla gestione dell'area della spiaggia libera numero 1, dislocandola in altro sito. La settimana scorsa invece abbiamo deciso di utilizzare anche quell'area, quindi adesso c'è materialmente il passaggio al concessionario, a chi effettuerà il servizio per conto del Comune, che provvederà anche alla pulizia.
Quindi sarà incaricato di fare certo, questo. È naturale. Perfetto. E quando avverrà questo già lo sa? Credo entro il giorno 15 dovrebbe essere, presumo. Non ho chiesto all'assessore Guzzardi, ma so che è estremamente attento e quindi anche perché siamo già nella naturale. stagione giusta. Allora, vediamo un po', domanda per il sindaco. Quando partiranno i lavori della metropolitana verso l'aeroporto? Ne abbiamo parlato qualche volta e lui si firma anche, Pappalardo, si chiama Pappalardo. Sì, questo è un problema che riguarda la soluzione di un contenzioso fra FCE e la ditta che si è aggiudicata l'appalto, perché c'è stata una contestazione sulla non corrispondenza del progetto esecutivo alla reale condizione dell'area, di come hanno trovato i terreni, e quindi hanno chiesto una somma molto superiore rispetto a quella che era oggetto dell'appalto. Si è espresso il Consiglio nazionale delle opere pubbliche, il quale ha stabilito quale deve essere la somma in più che deve essere riconosciuta. Adesso si sta intervenendo da un lato per ottenere queste somme dal Ministero per le Infrastrutture, una restante somma la deve dare l'assessorato regionale infrastrutture. A quel punto bisogna vedere se si trova l'accordo con la ditta affinché la ditta prosegua le opere che sono necessarie, che comunque a questo punto come costi sono lievitati rispetto all'originario, e quindi credo che la soluzione più opportuna potrebbe essere quella di eliminare qualche fermata, ma non lo voglio dire perché in ogni caso noi, non dico siamo spettatori perché si tratta di una questione che coinvolge FCE da un lato e ditte esecutrici dei lavori dall'altro, quanto perché noi comunque non dico coordiniamo, ma vogliamo essere informati, perché diventa per noi indispensabile che questa linea, che ha un valore strategico su tutto, non solo sul tema della mobilità, ma anche dell'inclusione, perché passa da Librino, passa da Fossa Creta, passa da una serie di quartieri che a quel punto consentirebbero una maggior facilità nel raggiungimento del centro da parte dei cittadini che sono là residenti, e quindi si perfezionerebbe questa fase di coesione con quella parte di città. L'ultima curiosità prima di chiudere, Sindaco, tutto quel piano che ha illustrato all'inizio di trasmissione della Giunta, più o meno quanto... In qualche mese diventerà progetto esecutivo e poi cominceranno a essere bandite le gare. E quelli sono fondi europei? Sì, tutti fondi europei. Ci dice quanto ammontano complessivamente? Allora, mi pare che siano per le intere fuga di tutti i comuni, se non ricordo male, 124 milioni. La parte che spetta a Catania, adesso non vorrei dire una sciocchezza, è sui 60 mi pare. Posso sbagliarmi. Grazie, ci fermiamo qui, grazie a voi per essere stati con noi. Mercoledì ci rivediamo, Sindaco, con molto piacere. La programmazione continua, buon pomeriggio.